Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rossoblu. Oggi, giovedì 19 novembre, iniziamo l'edizione odierna del TG parlando dei dati sul coronavirus. Sono diventati 16.518 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registrano 422 nuovi casi, 186 rilevati attraverso attività di screening e 236 dal sospetto diagnostico. Si registrano purtroppo 10 decessi, salgono a 350 in tutto le vittime. Questa volta sono 6 uomini e 4 donne in età compresa fra i 62 e i 100 anni. Le vittime sono 5 residenti nella città metropolitana di Cagliari, 3 nella provincia di Sassari e 2 rispettivamente in quelle di Oristano e Sud Sardegna. In totale sono stati eseguiti 330.809 tamponi, con un incremento di 3.551 test. Sono invece 505 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 63 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.447. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.064 pazienti guariti più altri 59 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 16.518 casi positivi complessivamente accertati, 3.440 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 2.627 nel Sud Sardegna, 1.292 a Oristano, 2.678 a Nuoro e 6.481 a Sassari. E salutiamo l'arrivo, la nomina di Barbara Porro come nuovo presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Sardegna per il quadriennio 2020-2024. È stata eletta all'unanimità dai componenti del comitato, raccogliendo il testimone da Giovanni Bitti. Completano il comitato regionale Francesco Planetta, Confindustria Centro-Nord Sardegna, e Massimiliano Meloni, Confindustria Sardegna Centrale. La piccola industria costituisce il 98% delle imprese associate a Confindustria. Rappresentante dell'azienda Andesiti SRL, che opera nel settore degli inerti per calcestruzzo e conglomerati bituminosi, ha maturato la sua esperienza professionale all'interno dell'impresa, contribuendo al suo continuo sviluppo industriale e tecnologico attraverso la produzione e valorizzazione di materiali di elevata qualità. Consigliere d'amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, Barbara Porru ha un'importante esperienza associativa. Presidente del raggruppamento Piccola Industria e componente del consiglio direttivo dell'Associazione di Cagliari, vicepresidente incaricato di Confindustria Sardegna Meridionale per le aree industriali e vicepresidente del gruppo regionale di cave e miniere. C'è poi una decisione dell'ente parco dell'Asinara per proteggere il delicato ecosistema dell'isola, perché non c'è abbastanza spazio per tutti gli animali che vivono liberi, scorrazzando da un capo all'altro dell'ex Caienna Sarda, diventata nel 2002 parco nazionale. E quindi, per proteggere il delicato ecosistema di un'oasi naturale quasi incontaminata, l'ente parco sta progressivamente catturando e allontanando centinaia di cinghiali, capre, cavalli donati alle cure delle aziende agricole che ne fanno richiesta. Strappati allo stato brado in cui sono nati e cresciuti, gli animali che devono dire addio all'Asinara e alla libertà non potranno essere abbattuti. La donazione alle aziende impone infatti una condizione: gli animali sono consegnati a vita e non possono essere utilizzati per scopi alimentari. Gli unici animali che non possono essere sfrattati dall'isola parco sono una cinquantina di gatti inselvatichiti, discendenti dei felini addomesticati più di 20 anni fa dagli inquilini e dal personale di polizia che viveva e lavorava nel carcere dismesso. I gatti hanno causato gravi problemi alla conservazione dell'avifauna e dei piccoli anfibi e rettili, ma sono protetti dalla legge e non possono essere allontanati. Per limitare gli effetti collaterali della colonia felina, i veterinari del parco hanno iniziato la loro sterilizzazione. Per cavalli, cinghiali e capre invece l'esodo forzato è inevitabile. All'Asinara sono stati censiti oltre 190 cavalli allo stato brado, animali alloctoni per l'isola, assimilabili alla razza sardo-anglo-araba. Solo 80 di loro resteranno a trottelare liberi, dei circa 700 ibridi di cinghiale
incrociati con maiali inselvatichiti sull'isola. Al momento della chiusura del carcere, 356 hanno già lasciato l'Asinara, ma nemmeno uno potrà evitare l'esilio. Anche loro hanno causato danni alla disseminazione naturale del leccio e alla diffusione delle piante bulbose. Hanno provocato anche interferenze negative sull'avifauna, sui rettili e sugli anfibi. Non andrà meglio alle 1700 capre, 1200 hanno già trovato casa altrove, le altre seguiranno a breve lo stesso destino. La linea ora al nostro amico Matteo Bruni, che ci deve dare una notizia importante. Ciao a tutti amici di Sardegna Rosso Blu, eccoci di nuovo qua, questa volta però per darvi un consiglio e farlo anche che valga in qualche modo per tutto il resto del popolo del web. Abbonatevi a Sardegna Rosso Blu, iscrivetevi e anche voi avrete questa tessera che vi darà la possibilità di approfittare di vantaggi, di benefits, ma soprattutto di sostenere i progetti web di Sardegna Rosso Blu, le aziende che vogliono investire su Sardegna Rosso Blu, in Sardegna, in Italia e nel mondo. Quindi vi aspettiamo, sono solo 10 euro, che ce vo'. E quindi seguite il consiglio di Matteo. Proseguiamo il TG Rosso Blu parlando di maltempo, perché dalle 18 di oggi fino alle 24 di domani prevista allerta meteo, non solo per venti di burrasca fino a 80-100 km all'ora, ma da domani le temperature proprio nell'isola sono destinate a precipitare anche di 10 gradi, spalancando di fatto le porte all'inverno. La Sardegna dovrà dunque salutare le temperature miti intorno ai 20 gradi registrate in queste prime settimane di novembre. Tra venerdì 20 e sabato 21 avremo il primo assaggio d'inverno per una lacuna barica in quota di origine artica marittima in veloce transito sulla Sardegna. Queste le parole del meteorologo Alessandro Gallo di Meteo Network Sardegna. Gli effetti nel weekend si faranno sentire con precipitazioni a carattere intermittente che interesseranno prima il settore nord dell'isola per poi estendersi al resto della regione. Piogge anche forti, segnala l'esperto, sono previste sul settore orientale tra il Sarrabus e l'Ogliastra, soprattutto sul versante costiero, moderate invece altrove. Temperature in picchiata saranno in netto calo su entrambi i valori, con minime sotto lo zero sui rilievi del Gennargentu, ha confermato Gallo, annunciando anche che l'ondata di maltempo si attenuerà a partire da domenica. Invece abbiamo parlato dall'allerta meteo della Protezione Civile in Sardegna per venti forti e di burrasca con mareggiate lungo le coste. L'avviso scatta dalle 18 di oggi fino alle 24 di domani, venerdì 20. È previsto infatti l'ingresso del maestrale che soffierà impetuoso prima sulle coste occidentali e settentrionali dell'isola per poi estendersi al resto della regione fino a burrasca o burrasca forte. E per lo sport, le belle notizie: ieri la Dinamo vince fuori casa e colleziona dopo 3 partite 3 vittorie e quasi un piede nel secondo turno. La Dinamo Banco di Sardegna Sassari completa il girone d'andata della Champions League vincendo in Danimarca in casa del Bakken Bears per 84-91. Dopo un viaggio interminabile col coach Pozzecco bloccato in albergo a causa di una gastroenterite, i sassaresi, guidati in panchina dal vice Casalone, hanno tenuto in pugno il match praticamente per oltre 3 quarti. Dopo un primo periodo equilibrato, chiuso sul 26-25 per Sassari, Bilan e compagni hanno preso il largo, toccando il più 11 in avvio di secondo periodo e volando a più 16 poco dopo il riposo. Sul 49-65 è arrivata ovviamente la reazione dei padroni di casa, risaliti a -9, prima di un nuovo colpo di acceleratore di Tillman e Barnell, 63-79 a 7:40 da fine gara. Nel finale il banco ha controllato senza particolari problemi, chiudendo virtualmente i conti a 2 minuti dalla fine con una tripla di Gentile, cioè il 76-88, per poi tirare i remi in barca sino al punteggio finale che vedete anche nella foto, 84-91. 6 in doppia cifra per la Dinamo, con Miro Bilan top scorer e migliore in campo, 19 punti, 11 rimbalzi. Tra i padroni di casa, grande prova di Stevens, ex Dinamo Cagliari Academy, autore di 22 punti con 10 su 11 da 2, oltre a 10 rimbalzi. Per quanto riguarda il campionato, domenica a mezzogiorno la Dinamo tornerà in campo a Cremona, Covid-19 permettendo. Infatti in casa Vanoli
attualmente ci sono 9 casi di positività. Bene, era questa l'ultima notizia del TG Rossoblu. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona giornata.